Rovigo, qua siamo in uno dei posti più belli di Rovigo, posto strategico, Hotel Cristallo. Sì. Tra l'altro ricordiamo, tra le eccellenze che abbiamo in Polesine, il titolare, o perlomeno il maggior azionista di questo albergo è il presidente? È il presidente della Best Western Italia. E quindi vuol dire una catena di alberghi importantissimi anche a livello mondiale, questo ce ne fa specie. Sì, bravo il signor Marcheselli, bravo, capace. Ma noi la vediamo sempre molto volentieri, sa, noi rodigini, lei sì, ogni tanto che è un vengo, rodigino acquisito, perché l'altra volta lei è basso polesano. Sono basso polesano centrico. Lei è basso polesano ed centrico, è una grande verità. Ritiene che il mondo ruoti attorno al basso polesine. Sì. Per alcuni aspetti non ha neanche torto. No, c'è una critica di mia moglie che dice che mi dovrei spostare un pochino più da altre parti. Visto che io sono nato in Basso Polesine, no, non posso non condividere il suo opinione. Sono gli altopolesani. Però gli altopolesani hanno dimostrato di avere un grande radicamento politico. 2 eletti in consiglio regionale, tutte e 2 alto-polesani. Una di Trecenta e uno di Stienta, quindi ma infatti mai capitato. La volta scorsa dissi con rammarico che non c'era nessuno del Basso Polesine, ricordando che l'altra volta c'era Azzalin e la Bertelle. Però nato nel Basso Polesine Azzalin. Sì. E la Bertelle ha lavorato a Porto Tolle, quindi era e poi di Corbo, quindi era più Basso Polesano il consiglio. Vabbè. Tra l'altro di Rovigo nessuno, comunque proseguiamo. Ne parleremo anche un'altra volta del consiglio regionale, finalmente poi fra poco capiremo perché ogni tanto viene fuori che qualcuno non va dentro perché c'è il conteggio. Oggi, no, scusi, ieri hanno la Corte d'Appello la Erika Baldini. Sì, ma ha fatto la dichiarazione degli eletti, cioè ha firmato l'elenco degli eletti, che sono quelli che saranno convocati fra qualche giorno per eleggere il Presidente del Consiglio, l'ufficio di presidenza e poi dare i giorni necessari al Presidente della Giunta per presentare la Giunta. Sì. Il numero dei consiglieri sì, chi siano che ancora il problema delle preferenze, perché a Padova hanno sbagliato. Il Tribunale di Padova ha scoperto dopo che ha mandato alla Corte d'Appello di Venezia un elenco con le preferenze raddoppiate e vengono fuori così. Errori umani, speriamo. Cose che capitano. Siamo la fede. Sì. Vabbè, sai cosa vorrei parlare oggi? Mi dica, professore. Perché ogni tanto ne viene fuori che la provincia di Rovigo, qual è secondo te il problema più grosso della provincia di Rovigo? Il maggior problema della provincia di Rovigo, il problema è il lavoro. E per sopperire a questo grandissimo problema? Per sopperire a questo grandissimo problema ci sarebbe bisogno di molti più imprenditori in provincia, persone che creano imprese, che hanno il pallino dell'impresa. E questa è una grave carenza che abbiamo sempre avuto. Se non ci sarà un'inversione di tendenza, proseguirà la fuga. Lei sa, signor Maggi, che noi siamo calati di altre 10.000 persone negli ultimi 8 anni. Come nascite? No, come residenti. Come residenti? Come siamo quasi, dirissimo in dialetto veneto, siamo in coste ai 230.000. Ma questo per il dipartito o perché la gente va via? La gente va via. Ah sì? Cioè i giovani, cioè la fascia pedemontana del Veneto, dove il centro, dove c'è l'autostrada che fa da è un po' la direttrice importante, è la spina dorsale anche dello sviluppo, perché le persone si muovono sull'asfalto e muovendosi le persone creano lavoro, eccetera. E quello ha una forza di attrazione che porta via i ragazzi, e intanto i ragazzi, se sono in pensione, risiedono dove hanno vissuto, ma ragazzi di 14, 15, 16, 18, 20 anni, magari laureati a 22, 23, si guardano in giro, non trovano lavoro, quindi vanno dove il lavoro c'è. Però noi che siamo ex giovani degli anni 80, negli anni 80 avevamo 20-30 anni, certo. Non avevamo questa voglia di andare via perché l'economia tirava anche nei nostri paesi. Certo.
quindi effettivamente la smania, il bisogno anche di uscire effettivamente è perché mancano le opportunità. Sai, la grande crisi grande crisi dal 2008 in poi per 7-8 anni ha creato delle difficoltà. Sì. Però scusami, volevo chiedere, la crisi del Covid aumenterà questo, cioè prolungherà? La crisi del Covid è una crisi che sarà presente fino a quando non ci saranno, non verrà distribuito capillarmente, massicciamente il vaccino. Quindi è solo temporanea. Il vaccino determinerà la fine di questa. Però c'è una occasione per la provincia di Rovigo. Sembrerà impossibile per creare posti di lavoro, insomma. Allora, i posti di lavoro li crea soprattutto l'impresa privata, ovviamente. La pubblica amministrazione può fare una piccola parte, ma l'idea del governo dello sconto fiscale del 110% sui cappotti, sulle ristrutturazioni, diciamo sul fatto che gli edifici inquinano meno, quindi tu gli fai attorno e con lo sconto fiscale puoi cedere il credito, questo qui metterà in moto un effetto domino, un'autopropulsione del lavoro straordinaria. Ti faccio un esempio: visto che si può cedere il credito agli istituti di credito o anche imprese più grandi eccetera, al di là di fattori solo familiari, uno dice lo fa nella propria famiglia, va bene, vediamo la capienza del reddito familiare, ma un istituto come l'Istituto Autonomo Case Popolari, cioè l'ATER, azienda territoriale per l'edilizia residenziale, che ha fra l'altro quella di Rovigo un sacco di soldi in Musina, solo l'ATER di Rovigo, pensa, Rovigo che è una piccola provincia, può mettere in moto milioni di euro, dai lavoro, metti a posto tutti gli edifici dell'ATER, per cui spendi molto per farli cambiare di categoria e questi inquineranno e si perderà sempre meno energia nel riscaldare. Ma pensa quanti piastrellisti, quanti artigiani lavoreranno e imprese che lavorano attorno a questi all'interno della provincia, tantissimi. Però questo argomento qua l'avevi tirato fuori esattamente un anno fa, che abbiamo fatto la prima puntata proprio in questo posto qua, ma non c'era lo sconto fiscale. Però giustamente dicevi ristrutturare l'ATER, e già allora c'erano i soldini in Musina, come dici tu, porterebbe sicuramente a un indotto, a un movimento economico importante. Fatto sta che dopo un anno ne stiamo ancora parlando del Mose prima. Perché sono gli uomini che fanno le cose purtroppo da sole non si fanno. Però prima parlando del Mose dicevi il Mose ha avuto degli intoppi perché molti si sono schierati contro per vari motivi. Era un aspetto ideologico. Non è che arrivi anche qua un aspetto ideologico per bloccare eventualmente? Questa è una bella domanda, mi permette signor Maggi, anche un po' maliziosa, con 2 L, anche se è un italiano. Questo è vero, ma mi permetto di dire, l'idea che ha avuto il governo di sinistra, che ha avuto il governo dove c'è il PD, 5 Stelle, che sembrerebbe un'idea che ha pensato Berlusconi dal punto di vista dell'avvio dell'impresa, è un'idea che sembra quasi berlusconiana, ma è un'idea a favore delle imprese e tra l'altro a favore del risparmio. La cosa straordinaria è che in questo caso, non dico che praticamente nessuno, ma sono pochissimi i soldi che vengono tirati fuori dalle famiglie, perché grazie al meccanismo dello sconto fiscale la cosa si può fare con una ridottissima quantità di denaro. Hai ragione però. È un problema di persone, cioè sono le persone che fanno le cose, è il grande problema della nostra città, della nostra provincia, e cioè una sorta di ignavia che aleggia e che è questa che va scossa. Ultima cosa, l'ignavia è un fatto recente o c'è sempre stato? Tu che sei una memoria storica. Secondo me diciamo che nello sfondo c'è sempre stato, a volte è prevalente come adesso, a volte era ridotto a... Un'ultima domanda. Quella era la penultima. Vedi
nel futuro un protagonista politico / economico nella nostra provincia? Non voglio che tu faccia nomi, però... Beh, ci sono 5-6 ragazzi che mostrano una grande ambizione. Mostrano una grande ambizione dal punto di vista economico, no. Però mostrano ambizione. Però forse manca la preparazione, perché poi bisogna sgomitare, ce ne sono anche da altre parti. Bisogna sgomitare. Purtroppo la modifica costituzionale della riduzione dei parlamentari ci condanna a non avere, se non per un caso fortuito, presenza in Parlamento. Però una cosa rispetto alla domanda che mi hai fatto, noi siamo una strana provincia, magari improvvisamente vi è una scossa. Noi abbiamo pochissimi imprenditori locali, abbiamo sempre avuto imprenditori che sono... Ce n'è uno di Monselice che ha l'azienda che era di Grillini, che tra l'altro era bolognese, che è un'impresa che produce ed esporta in tutto il mondo. Sarebbe l'ex Grimeca? L'ex Grimeca, la TMB, una grandissima impresa. Ce ne vorrebbero degli altri. Ecco perché auspico che paradossalmente la piccola provincia possa usare all'ennesima potenza lo sconto fiscale, perché tira su il suo sostrato di piccoli e medi artigiani che superano questo momento difficile, perché nell'edilizia adesso uno non è incentivato a costruire case nuove, però a mettere a posto tutte quelle vecchie che ci sono e che tra l'altro non inquinano ma disperdono tanta energia, questa è una cosa assolutamente positiva. Con questa botta di ottimismo. Grande provincia. Signor Maggi, lei è sempre un super figo. E tu, Renzo, naturalmente sei nella nostra memoria storica. Arrivederci. E questo mi fa piacere parlare con te. Grazie.